Ciao Briccolo, ciao Matti. Finita la live ne comincia un'altra, eh? Ciao Luca, ciao il primo, ciao a tutti ragazzi. Ciao a tutti, fatemi chiudere qua. Ciao Gartal, ciao Mattia. Tra l'altro Gartal, hai visto che il Perugia ha vinto contro la Salernitana? Tutto a posto, te? Ciao a tutti ragazzi, ciao Gianni. Ciao Giorgio. Tanto scusate. Eh sì Cristian, adesso tocca a me. Ma che cazzo vuoi, Siri? Ma perché ti attivi da sola? Bah, vabbè. Mi fa una paura a me, Siri. Scusate un attimo, ragazzi. Aspettate, eh. Mi sono attivato Siri così random. Già, Briccolo. Non è della più rosea. Delle più rosee. Comunque non so se ti ho risposto, Giorgio, tranquillo, non ti preoccupare. Cartal, lo so, purtroppo la situazione è quella che è. Calcola che ho scoperto oggi che c'è stato il primo caso nella mia zona, il primo caso di coronavirus, e la cosa bella, diciamo, che bella non è per niente, è che era la commessa di un supermercato. Quindi diciamo che stiamo tutti un po' sul chi va là. Io per sicurezza mi sono ordinato un paio di mascherine su internet. Certo, arriveranno tra non si sa quanto tempo, però cerchiamo di stare attenti. Ecco. Purtroppo la situazione è questa, cerchiamo di stare con occhio aperto e di sta buoni, ecco. Cercate fasse una risata, ok? Iniziamo su Zenga che ti dice, ma per adesso mi piacerebbe vederlo sul campo se ce ne sarà la possibilità. Tra l'altro spettacolare il gol di Simeone contro l'Olbia, porca troia. Ciao Simo, da te tutto a posto? Calcola che da me è stato confermato oggi il primo caso nella mia zona. Però sì, tutto bene, tutto a posto. Ciao Salvatore. Ciao Fabri. Esatto, io in realtà sono già contagiato, sto facendo da untore, assolutamente. Tanto mi sono bruciato i peli del naso perché sento la puzza di pollo. Qui siamo arrivati a 400 casi. Spero di saperne di più su Zenga perché non lo conosci come allenatore. Vedremo, vedremo. Almeno non è un voto come Giulini ha definito Maran. Caratterialmente spero dia una scossa a tutti, ma le palle ce le ha e quello l'abbiamo visto. Vedremo se riuscirà anche a metterla alla squadra. Quindi staremo a vedere, ripeto, se ce ne sarà la possibilità. Il coronavirus si trasmette da schermo uscire dalla live, esatto. La vendetta cinese per aumento di filtri e cartine. E infatti io secondo te perché sono passato a questa? Io sono passato a questa proprio per questo motivo. Già Christian.
già. Pensa che la partita volevamo farla a Roma per te anche. Grazie, Cartal. Massalta. Ma sì, è meglio. Per adesso è meglio evitare. Se si può evitare, meglio. Tanto poi ce ne sarà di occasioni per rifalla. Almeno adesso ha avuto 2 settimane, a meno che domani non sospendano il campionato per preparare la squadra. Esattamente, esattamente. E ritengo che la tempistica sia abbastanza buona, abbastanza sufficiente per poter giostrare, comunque inculcare il proprio schema calcistico, ecco. Non te stai a cagare sotto? Ma sinceramente no. Sinceramente no, perché sono abbastanza prudente. Cioè, nel senso, me lavo. Quindi non c'ho particolarmente paura, anche perché nella remota possibilità che me pia, comunque sto abbastanza in forma, quindi non c'ho problemi di nessun altro tipo, quindi anche se me pia, guarisco. Quindi sto veramente tranquillissimo. Hai visto che molte gare che hanno giocato a porte chiuse la maggior parte hanno perso tutte in casa, specie in Serie B? Ah, sinceramente non ci ho fatto caso a sta cosa, però è normale che una partita a porte chiuse per una squadra che gioca in casa la debilita un pochetto, è normale. Comincerò a breve pure io a sto punto. Te conviene? Certo, c'hai una tantum iniziale che è de mezza piotta, però comunque ne vale la pena perché poi i pacchetti costano 4,50 € e quindi io infatti, guarda un po', per non sapere né leggere né scrivere, per sicurezza, mi sono fatto la scorta perché non si sa mai. Non si sa mai. Qui a Milano la situazione è delirante, ho saputo, purtroppo. Grazie, Cartal. Ciao Nico. Sì, assolutamente sono un pro Maran. Assolutamente. Proprio tutta la vita. Mamma mia. In questi casi il calcio passa totalmente in secondo piano, ma quello è scontato. È scontato. Quello è scontato. Comunque in società abbiamo ultimamente la fissa per i pelati tra Maranno, Giulini, Zenga, Ganzi, esatto, esatto. C'è un feticismo dei Giulini, de nascosto si leccano le capocce a vicenda, probabile. Parere personale, se la gente continua ad andare a lavorare, allora anche il campionato può proseguire, o tutto o niente. È un po' estremista come discorso, nel senso i giocatori possono tranquillamente anche non giocare, cioè a loro non è che cambia più di tanto. Una persona normale necessita per forza le cose di andare a lavorare. Sono due esempi totalmente diversi che secondo me non possono essere minimamente paragonabili, ma minimamente. Quanto hai pagato l'Aigos? L'Aigos l'ho pagata 50 euro. 50 euro. Poi ci stanno vari modelli. Ciao Gianluca. La Sardegna non aveva il coronavirus, ora quelli del nord stanno invadendo la Sardegna con le loro seconde case e insieme a loro stanno portando anche il coronavirus. Purtroppo. Il calcio distrae, ma quello sicuramente, Cartal, però il calcio adesso è l'ultima preoccupazione che dobbiamo avere. Anche perché condivido anche il discorso fatto da Nico, Gradinata Sant'Elia, nel senso che non ci può essere questa disparità di trattamento se la maggior parte delle categorie calcistiche sono sotto blocco, sono state completamente bloccate, mentre Serie B e Serie A no. Cioè a me ne frega un cazzo che tu devi guadagnarci,
perché ovviamente lo stanno continuando a mandare avanti perché hanno avuto degli introiti e devono rispettare delle partite, dei diritti. Io sto in cassa integrazione, raga, è brutta la situazione, ma infatti, ma secondo me non è minimamente paragonabile la vita di un calciatore alla vita di un lavoratore, a partire da proprio dalla cosa più semplice, lo stipendio. Vivo a Bruxelles e qui a proposito di coronavirus mettono a tacere con fake news. Cos'è l'Aigos? L'Aigos è una sorta di sigaretta. È questa qua. Eh sì, anche la serie B rischia. Ma toglimi una curiosità, ma la bottiglia dove bevi acqua è sempre senza etichetta o l'hai fatta apposta per una questione di pubblicità occulta? No, assolutamente no, perché ho tutte le bottiglie dentro casa senza etichetta. Se non mi sbaglio, questa era no, non era l'acquapanna, però il tappo è dell'acquapanna. La bottiglia non mi ricordo di cosa fosse, però non è per motivi di pubblicità occulta. Escludendo i soldi, parlando solo di salute, visto che si parla tanto di metterla in primo piano, se si vuole sospendere tutto per un po', bisogna sospendere tutto, ma veramente tutto. Il problema è che se tu sospendi tutto, ma veramente tutto, ti ritrovi che se tu devi mangiare, non puoi andare a comprare il cibo. Ti devi arrangiare con quello che hai in casa e quello che hai in casa prima o poi finisce. Quindi non mi puoi venire a fare un discorso del genere. Capisci? Per come la vivo io, purtroppo, purtroppo. La cosa che mi dà più fastidio, ricollegandomi al mio pensiero di prima, è che prima tutti a parlare male della Sardegna con i soliti stereotipi, ora vengono tutti qua piangendo, che schifo. Ma stessa cosa è successo per il Sud Italia, Sud Italia. Il problema non è venire in Sardegna, il punto è che bisogna essere corretti e mettersi in quarantena appena arrivati. Esatto, esatto. Anche un po' di rispetto per comunque per la regione che ti sta per andare a ospitare. Oltre al virus bisogna difendersi pure dall'ignoranza della gente che invece di stare in casa vanno a prendersi l'aperitivo, a farsi la birretta, per non parlare di tutta quella gente che viene al sud. Purtroppo ci sono anche questi individui. Non posso, visto che quando ho fatto la scelta di cuore si fermano. Lo so, Cartal, però che ci vuoi fa? Purtroppo per adesso stiamo dentro a sta situazione. In basso nello schermo hai il logo dove c'è scritto iscriviti, volevo vederlo bene in grande, ma sembri te. Sì, è un disegno che mi ha fatto la mia ragazza, me l'ha fatto lei, a mia immagine e somiglianza. Ma a sto punto non interrompe manco la Serie A. Ma secondo me interromperla o non interromperla cambia poco. Però ripeto, perché mandare avanti un campionato se adesso non se ne sente il bisogno? È quello che non concepisco. Per adesso il campionato, per quanto possa essere uno svago, è veramente utile? No, per adesso la priorità ce l'ha la salute del popolo, assolutamente. Io ho la donna Ottavia, come cazzo faccio? A chi lo dici? Io, io pure c'ho la ragazza mia che sta a Campagnano e, e tra l'altro tra un po' il compleanno suo pure, quindi non hai pensato di farti una pagina di Facebook? La possiamo condividere, anche video, foto, eccetera. Sinceramente no. No, perché
Non è un social che mi piace usare, Facebook. Ciao Stefano. Ciao Thomas, per me dovrebbero mettere le partite in chiaro perché la maggior parte delle persone vanno nei bar a vederle. Il problema è che le persone nei bar per vedere le partite non ci dovrebbero andare perché creano ulteriori disagi. Perché magari uno è un portatore asintomatico di sto cazzo di coronavirus e non avendoci i sintomi lui lo trasmette a tutti. E lì te inculi. Lì sta nella coscienza delle persone. La partita in chiaro te la puoi vedere anche a casa, non devi andare per forza al bar, perché se è in chiaro, punto. Te la puoi vedere tranquillamente a casa. Per i soldi le società se ne sbattono le palle della gente, pensano solo alle proprie casse. Se si fermasse il campionato, tutti gli introiti provenienti dai diritti televisivi andrebbero nel cesso. O sarebbero mutilati se non andassero tutti i diritti nel cesso. Quindi comunque secondo me ad oggi se si vuole veramente fermare l'epidemia si dovrebbero far lavorare soltanto quelli che fanno mestieri indispensabili, altrimenti non ha senso fare distinzioni. Ma su quello sono d'accordo con te. Su quello sono d'accordo con te. Ma in questo periodo stai lavorando? Io ovviamente no, la cosa molto molto simpatica è il fatto che io martedì scorso sono andato nella sede principale dell'azienda per cui lavoro a firmare tutti i contratti che non ho firmato perché io lavoravo a chiamata e quindi ho dovuto firmare praticamente i contratti di un anno intero. E era martedì. Mercoledì è uscito il decreto che ha praticamente chiuso le scuole, perché chi non lo sapesse, io lavoro come addetto mensa nelle scuole elementari e quindi praticamente io sono rimasto senza lavoro e penso che ci rimarrò per un bel po', purtroppo. A Sassari hanno iniziato a mettere multe a pub e locali, ma secondo me è giusto che sia così. È giusto. Ciao Simone, perché comunque bisogna cercare di limitare il danno. Per quello è meglio trasmetterle in chiaro, così se teste di cazzo se ne rimangono a casa e la FIGC se ne dovrebbe sbattere i suoi soldi per una volta. Perché tu pensi che se ne sbattano? No. Dall'altra parte non si può fermare la macchina lavorativa e produttiva, sarebbe un grave danno per l'economia, ma lo è già da adesso. Lo è già da adesso. Anch'io per un mese starò a casa senza lavorare, visto il decreto nazionale che vedono chiuse le sale giochi, pub, discoteche e locali. Purtroppo. Questa è una situazione che colpisce un po' tutti. Purtroppo. Invece fa ruder culo. Esatto, Salvatore. Il problema è quello. Ma immagina se tutti non andassero più al lavoro saremmo ancora di più nella merda. Esatto. Decisamente. La mia ragazza lavora all'aeroporto, la situazione da loro è ancora più drammatica. Aeroporto, se posso sapere di quale città? Io ho una media di 12 ore in ospedale. In che senso, Fabri? In che senso una media di 12 ore in ospedale? Io da questo punto di vista sono fortunato che faccio uso dello smart working. Smart working? Cioè? Lavori da casa? A Wuhan, la città della Cina, per partire dalla pandemia, i casi stanno diminuendo e i guariti anche. C'è speranza comunque, dobbiamo avere pazienza. Ma regà,
Qui all'aeroporto di Elmas già purtroppo c'erano pochi voli per colpa della continuità territoriale. Ora stanno tagliando i voli da Milano a Roma e altre grandi città. Ah, lavori da casa, immaginavo. Comunque, ricollegandomi a quello che diceva Briccolo, io ieri avevo registrato un video che però poi non ho pubblicato perché sinceramente non mandavo, ho preferito poi fare una live oggi. Mi ha fatto venire pure voglia il caro Eccelso, in cui praticamente avevo preso dei dati, questi, oddio scusate se ho fatto un po' di casino col microfono, ho preso un po' di dati risalenti a ieri del coronavirus, quindi questi numeri potrebbero essere aumentati, ok? A ieri, fonte Wikipedia, gli infetti erano 107.897 in tutto il mondo, ok? E di queste 107.897 persone infette in tutto il mondo, ne sono morte 3.658, che sono all'incirca il 3,40%. Sempre fonte Wikipedia, però ripeto, sono dati di ieri, possono essere aumentati. Le persone guarite in tutto il mondo sono 60.693, vale a dire il 56% totale all'incirca delle persone che si sono ammalate. Quindi è più facile guarire che morire, parliamoci chiaro. Ovviamente questo virus è letale per chi ha già malattie pregresse, per chi già ha comunque problemi di salute e per gli anziani. In Italia, delle 7.375 persone infette, fonte della Protezione Civile, però dati di ieri, quindi che si fermano all'8 marzo, 366 ne sono morti, all'incirca il 5%, mentre quasi il doppio delle persone, 622, sono guarite, queste in Italia, vale a dire l'8,5% all'incirca. Quindi, regà, cioè, vi faccio pure così, ma... Quindi, regà, è giusto avere prudenza, perché per carità, è giusto, ci sta. Però non bisogna nemmeno farsi prendere dal panico, ok? Io lavoro a Tor Vergata, alla sala controllo, è un'emergenza continua, doppi turni, è un macello. Lo so, purtroppo. Per adesso questa è la situazione. Nel mio paese adesso a marzo comincia una fermata per entrare a lavorare in un'industria petrolchimica. Invece di prendere la gente del posto che ne ha bisogno, stanno arrivando operai dal nord. Lo so. Ciao Giorgio. Sant'Efisio lo fanno? Non ne ho idea. Abbiamo sottovalutato il virus, prendendo sottogamba il problema. Qua a Taiwan siamo fermi a 40 contagiato. Lo stato taiwanese è partito subito con... Poi seguirà l'ulteriore messaggio. Ciao Samu! Un bacione per Samu! Le precauzioni giuste, ok. Il problema è il sovraccarico degli ospedali, senza contare il danno economico, anche, e senza contare che al nord ormai stanno sotto personale. Che poi non viene mai detto, ma ogni anno c'è una percentuale di persone che decedono per un'influenza comune. Assolutamente, assolutamente. Però questo comunque non ti dà la possibilità di prendere sotto gamba il coronavirus. Nel senso, bisogna avere raziocinio, capire che è un virus che si può contrarre, ma non è mortale come lo si vuol far sembrare. Nel senso, si può guarire, è più letale in persone che hanno malattie pregresse, però si può guarire. Bisogna vedere se ci può essere una recidiva della malattia, perché questo ancora non l'ho capito bene, se ci può essere una recidività della malattia. Però è consigliabile, bisogna comunque prendere le precauzioni, quindi non vi sto a dire per forza la mascherina, però i guanti, lavatevi le mani, fatevi gli sciacqui col colluttorio, comunque cercate di limitare le possibilità di contagio, uscite veramente il meno possibile, non vi sto a dire di non uscire proprio, però
cercare di uscire quando è veramente indispensabile. Quindi cerchiamo di limitare le cose. Panico no, però se non limitiamo il contagio bisognerà scegliere chi salvare e chi lasciar morire. Direi che uscire a mangiare una pizza non vale salvare una vita, restiamo tutti a casa. Su questo siamo d'accordo, Daniele. Sembra una barzelletta dal nord che imbricano da noi al sud. La ruota gira come quest'anno gira dal Cagliari. Esatto, esatto, esalto. E te, Fabri, devi stare attento. L'influenza colpisce nell'arco di mesi e con tante persone immunizzate e vaccinate. Il coronavirus colpisce nell'arco di pochi giorni. È fondamentale seguire le prescrizioni. Quello assolutamente. Ci siamo liberati di Maranno, ora ci dobbiamo liberare del coronavirus. Una disgrazia dopo l'altra. Però se se n'è andato via Maranno se ne può andare via pure il coronavirus. Stiamo tranquilli. Per la prima volta parliamo meno di calcio e più di un argomento. E questa fidati che è una cosa buona, Briccolò. Cioè, lasciando perdere che stiamo a parlare di una cosa che è brutta di per sé. Però è una cosa buona, perché a me parlare sempre di pallone dopo un po' mi rompe il cazzo. Grazie mille, Daniele. Grazie mille. Il coronavirus è più aggressivo dell'influenza. Il coronavirus è un'influenza con una polmonite leggermente più acuta, nulla di più. Il fatto è che è più contagioso, semplicemente quello. È molto più contagioso, è quella l'inculata. È quello il problema. Ciao Vicious, alla prossima. Tra l'altro poi, regà, era un periodo che non facevo video, live o cose del genere. Penso che ormai con questo, probabilmente domani pomeriggio farò una live per parlare comunque della decisione che verrà presa dalla Lega, perché domani si deciderà il destino del campionato, se proseguirà a porte chiuse o se verrà totalmente stoppato, e ne parleremo insieme. Affidiamoci tutti al talismano Padoin, esatto, esatto. Com'è Piazza Navona e Piazza di Spagna? Ci sei passato? Molte persone? Sinceramente non ci sono passato. Non ci sono passato perché non ci sono di passaggio, principalmente, ma perché non ci voglio passare. Però da quello che ho visto, dalle immagini in giro, è tutto abbastanza desolato. Ti posso dire che anche la stazione di Trastevere, che comunque è un crocevia abbastanza importante, certo secondario rispetto a Termini o Tiburtina, però comunque ci passa anche parecchia gente. Non dico che è desolata, ma rispetto a prima ci sono molte meno persone, veramente molte, molte meno. Tanto ciao Alessandro, 2 settimane, pensa un po'. Secondo te lo sospendono Sensazioni 2? Secondo me sì, secondo me sì. Stavo riguardando Cagliari-Roma 2018, mi stavo sentendo male. Io direi sospensione del campionato e vittoria dello scudetto a tavolino al Cagliari. Ma accontento se si basano anche sulla classifica del girone d'andata, mi accontento di quello. Mi accontento veramente di quello. Qua a Torino le piazze più grandi, i posti più frequentati sono desolati, una tristezza pazzesca, ma è giusto così. Stiamocene a casa e la situazione si risolverà, assolutamente. Se c'è la possibilità di sta a casa è meglio sta a casa, dai. Scusate per il ruttino. Se poi evitate andare in giro, evitiamo, dai. Tra l'altro io mo sti giorni mi sto a mettere a studiare il giapponese
E mi sono dimenticato il quaderno a casa da ragazza mia, porca troia. Ci starebbe la valutazione del girone d'andata. Ci starebbe sì. Torino è una tristezza a prescindere, vabbè. Monta allargata, dai. Ma io non ci sono mai stato a Torino, però ho la sensazione che bloccheranno il campionato e sinceramente, pur essendo un super appassionato di calcio, trovo la decisione giusta, anche per far capire che la situazione è grave. Meno male che c'è la figa che mette tutti felici e d'accordo. Vabbè, non tutti. Presumo che qualche gay sia non d'accordo. Tu l'hai visto il video che hanno fatto un gruppo di francesi? Sì, ho sentito di cosa parlava, ho capito, però non ho visto il video perché sinceramente già mi stanno sul cazzo i francesi e, ripeto, un popolo che inventa il bidet e poi non lo usa merita l'estinzione di massa, quindi... Perché studi giapponese? Perché la mia ragazza ha comprato un libro su come imparare il giapponese. Diciamo che a me è sempre stata una lingua che mi ha appassionato e quindi ho cominciato a studiare giapponese. Tanto ormai col coronavirus non ho un cazzo da fare, quindi... Però mo mi sono dimenticato il quaderno da lei. Che cazzo. Quindi nemmeno posso studiarlo. Io la donna lontano, il coronavirus non mi toglierà la voglia di patata. Comunque i francesi sono infami. Ma i francesi sono un popolo inutile, sono veramente un popolo inutile. Cioè, per fare quel coso della pizza che ci scozzano sopra vuol dire che ti senti inferiore. Carucci, a me fanno pure pena da una parte. Poi, esatto, Simone, in genere intima a Gogo in Francia. Penso che il giapponese sia la lingua più difficile da imparare. È abbastanza, abbastanza. Infatti io sto ancora alle basi, però con un po' di voglia ce la si può fare, dai. Ma tu leggi anche manga o guardi anime? Guardo anime. Guardo alcuni anime, ovviamente li guardo sottotitolati. E te posso dire che ti dà soddisfazione quando incominci a studiare le basi del giapponese, perché poi incominci a capire cosa significano alcuni simboli e ti dà soddisfazione e ti fa venire voglia di studiarlo ancora di più. Quindi è bella sta cosa. Per parlare con Nagatomo, esatto. Giro del culo per Notre Dame, anche. Il prossimo gol del Cagliari ce lo dici in giapponese. Ancora sto alle basi, regà, cioè sto ancora a imparare l'alfabeto. Quindi calcolate che ci stanno 3 alfabeti in giapponese, quindi e io sto ancora al primo. Sto andando con calma, perché comunque preferisco non affrettare, perché poi se studi tutto insieme non ti ricordi più un cazzo, quindi faccio con molta calma. Parlaci giapponese, non so parlare adesso giapponese, te posso dire solo mi chiamo, tipo io sono Samir, mi chiamo Samir, una cosa del genere, però no, più di quello non te posso dire. Il cinese è peggio, fidati, soprattutto quello antico. Il cinese è bastardo perché è una lingua tonale, è bastardissimo il cinese. Perché c'è sta una parola che ha 87 miliardi di significati e tu devi capire quello che significa da come lo pronunciano. Io mi sono visto un video delle pronunce in cinese e non riesco a sentire la differenza. Quindi è veramente bastarda come lingua il cinese.
Sayonara, vabbè. Meglio il sardo. Probabile. Probabile, però per adesso mi sono approcciato al giapponese. Di solito le prime cose che impari di una lingua sono le parolacce. Vero, è vero. Però in questo caso non l'ho fatto per il semplice fatto che devo imparare prima a capire come funziona il giapponese, nel senso che non avendo un alfabeto come il nostro, non avendo lettere come le nostre, ma ideogrammi, è necessario e assolutamente indispensabile prima capire i significati dei vari ideogrammi, capito? Traduci, dai. Allora, ti posso dire per conoscenza che la prima parola è in katakana, che si usa per le parole straniere, e la prima parola, i primi 4 caratteri li conosco perché significa Cagliari, che tra l'altro in giapponese si pronuncia Cariari, Cariari. Però il resto, te posso dire che quel simboletto che sembra un 9 alla rovescia si legge no. Poi l'ultima lettera, quella col riccioletto, si legge su. Poi c'è un se. No, non è un se quello. Vabbè, comunque questo qua è questo è Cagliari, che tradotto letteralmente sarebbe così: Cariari. Anzi, vi dico pure. Questo è K, poi questo è Ri, questa è una A e questa è un'altra volta Ri. Però questo è katakana, io ancora non lo sto studiando il katakana, sto studiando ancora l'hiragana. Io ho fatto l'università in Svezia a Stoccolma e mi sono dovuto imparare lo svedese. Mamma, meno male che erano bilingue e parlavano anche inglese, all'inizio era veramente difficile. Beh, è normale che all'inizio sia difficile quando ti approcci a una nuova lingua. Penso sia più che normale. Ciao Matteo, come va? Si va avanti, si va avanti. Ciao anche Federico. Cagliari è una città della... Ah, ok, ok. Immaginavo ci fosse un'altra parola in straniera perché c'erano altri katakana. Lo immaginavo. Lo immaginavo. Cariari. Tra l'altro poi, regà, cercando Cagliari in giapponese ho trovato il video di alcuni youtuber, no, di 2 youtuber giapponesi che parlavano del Cagliari e ho commentato e mi hanno pure messo il cuoricino. Mi hanno pure messo il cuoricino. Ti piacciono i manga giapponesi? Sì, sì, non ne leggo tantissimi di manga, cioè nel senso non li leggo praticamente niente. Però mi piacciono, sì. Zenga, non posso giudicarlo adesso senza nemmeno una partita. Riusciremo a vincere con la SPAL, ammesso che si giochi?
Se gioca non lo so. Gli anime giapponesi sì, me li guardo, quelli sì, quelli me li guardo. Non bevi più bitter. Eh, va benissimo anche l'acqua, dai. Va benissimo anche l'acqua. Cariari. Avete visto? Vi insegno pure il giapponese. Infatti, non so se l'ho detto prima, c'ho l'Alzheimer, regà, perdonatemi. Se riesco a imparare il giapponese in modo da parlare fluentemente, penso che aprirò un canale in cui parlerò del Cagliari in giapponese. Però accadrà tra molto tempo, tra veramente tantissimo tempo. Qual è il tuo youtuber preferito? Anche di quelli che fanno ridere. Il mio youtuber preferito in assoluto è Falconero. In assoluto proprio. L'hai visto il film Death Note? Se intendi quello di Netflix, purtroppo sì. Purtroppo sì. Ed è una cagata di dimensioni bibliche proprio. Visto che io e te ci intendiamo di Death Note, mi diresti com'è guardarlo in giapponese? Ahimè, Death Note è stato uno dei primi anime che ho visto, ed essendo stato uno dei primi anime che ho visto, l'ho visto in italiano. L'ho visto totalmente doppiato in italiano e non in giapponese, quindi non lo so. Non saprei dirti com'è. Fa diventare conosciuto il Cagliari in Giappone. E quello è il mio intento, anche perché è molto molto seguito il calcio italiano in Giappone. Calcolate che io ho scaricato un'applicazione e ho conosciuto un giapponese totalmente invasato del Napoli, ma invasatissimo del Napoli, che mi fa ridere poi perché mi fa rivenire in mente il video sono giapponese e fa molto ridere la cosa, però questo è proprio un malato del Napoli. E ce n'è un altro che ti fa Juve. Ti piaceva Breaking Bad? Sì, mi è piaciuta perché l'ho trovata una serie molto originale a livello di tematica. Non è un qualcosa di usuale, diciamo. Ciao France, a mio personalissimo parere, essendo posseditore di tutto il manga di Death Note, consiglio la lettura di quello prima della serie animata. Ovviamente, regà, il manga è molto più completo dell'anime. Molto, molto più completo. Tra l'altro, non so, Zares, se tu c'hai pure la Black Edition, io quando l'ho vista gli sbavavo dietro alla Black Edition. Spettacolare, veramente spettacolare. Tra l'altro, così, per curiosità, Zares, dato che c'è una faida aperta tra me e la mia ragazza, no? Qual è il tuo personaggio preferito di Death Note? Per capire. Segui lo youtuber Gabboman, in occasione del gol di Roma in quel famoso lanciò una bestemmia lunga 6 secondi. Non lo seguo, però ho visto quel video, l'ho visto ovviamente, e mi ha fatto godere ancora di più. Mamma mia, che merda di film quello di Death Note, sì. No, ma è veramente una storia totalmente che cioè, non stava né in cielo né in terra. L che no, c'era Light che praticamente nel film era un succube di Misa quando in realtà è il contrario. Una cosa oscena. La cosa bella è che saremo in 5 a capire quello che io sto dicendo. Ho la Black Edition, se vuoi ti mando la foto su Telegram dopo. Porca madonna, mi è costata un casino, 120 €. Ma ne vale la pena, eh. Secondo me ne vale la pena, perché è spettacolare, è veramente spettacolare. Però mi devi dire qual è il tuo personaggio preferito. Perché c'è una faida con la mia ragazza.
Lei ha un personaggio preferito, io ne ho un altro e voglio vedere qual è il tuo. Ti piaceva Dragon Ball? Vabbè, sono cresciuto con Dragon Ball, quindi assolutamente sì. Vabbè, Thomas, però non puoi spoilerarlo così, dai. Ieri ho visto un po' di calcio estero, almeno lì ci sono gli stati pieni. Non so quanto sia positiva la cosa, parliamoci chiaro. Dragon Ball è il migliore. Dragon Ball è stato tirato parecchio per le lunghe. Calcolate che solo Dragon Ball Z è durato, penso, una decina, se non una ventina di anni. Di che stai a parlare? Di anime, volgarmente chiamati cartoni. Tutto tranne del Cagliari, esatto, esatto. Per una volta non si parla del Cagliari e non credo che questo sia un problema. Hai visto che bello l'ultimo classico? Non l'ho visto. Lo United ha vinto contro il City. Ma sinceramente, per quanto mi stanno sul cazzo tutte e due, guarda, sono troppo vecchio per questi argomenti. Esagerato, dai. Ok, Zares, ok. Ok. Ma ti posso dire che il mio è Nier. Amo alla follia Nier. Intanto, regà, eh, mi è arrivata una notifica da parte di OneFootball in cui praticamente il CONI ha chiesto al governo la sospensione di tutte le attività sportive, quindi inclusa la Serie A, fino al 3 aprile. Quindi una richiesta del CONI, del Comitato Olimpico. Però non so quanto effettivamente il CONI abbia giurisdizione sulla Lega, perché domani la Lega si riunirà in consiglio, quindi non saprei se il CONI ha una valenza maggiore rispetto alla Lega vera e propria. È richiesta del CONI, però c'è scritto ultima ora di Sky, CONI stop attività sportive fino al 3 aprile, aspettiamo nuovo decreto per superare l'attuale. Però, cioè, ciao Giovanni, ciao carissimo. Però adesso ci dovrebbe stare Sassuolo Brescia, che fanno? La giocano? Non la giocano? Cioè, ormai è stato sospeso. Cioè, ripeto, non so quanto il CONI possa avere giurisdizione, perché ok che è il Comitato Olimpico, il CONI, però la Lega ha un proprio consiglio, nel senso, non lo so, per quanto riguarda queste cose istituzionali non sono mai stato molto forte, però non riesco a capire, non riesco veramente a capire. Probabilmente o questa è l'ultima partita o Sassuolo Brescia è l'ultima, o se no non lo so, perché comunque qua su Sky fanno vedere ancora che devono giocare.
Quindi non saprei. Non saprei. Bah, staremo a vedere. Che vedevo di? Scusate per questo minuto di silenzio. Io parlando papale non ci sto più a capi in cazzo. Ma niente. Zero proprio. Oggi seguirai la gradinata sport? Non credo, penso mi guarderò un po' Netflix. Non lo so. Boh. I don't know, I don't know. I don't know, I don't know. Che tocca fare, raga? È così. È così. C'è stato anche un crollo degli spettatori. Avete smesso di scrivere, si sono magnate le dita. Vi sono sparite le dita. Però che sfiga, proprio ora che siamo undicesimi lo devono interrompere. Però che sfiga, proprio ora che siamo undicesimi lo devono interrompere. Tanto peggio di così. Vai a farti una passeggiata al Portile de Ostia, se l'allero. Non si fuma in pubblico, devi essere un esempio per chi ti segue. No? Cioè, non è per cattiveria, però se io voglio fumare, fumo. Non devo essere io da fare d'esempio. Ci sono i genitori che si occupano di questo. Le coppe sospese? Non ne ho idea. Non ne ho idea. Adesso fumo anch'io perché ho visto te. Ma ho fumato mezz'ora fa, raga. La cosa positiva sarebbe per Zenga che potrebbe riorganizzare al meglio la squadra se tutto si fermerebbe. Se tutto si fermasse. Speriamo non slitti anche l'europeo. Beh, penso che se continua a sto passo slitti l'europeo e slitti anche le Olimpiadi. Sicuro.
Quella alla mia sinistra è no, è un termosifone. È un termosifone, tra l'altro anche rotto. Non ti convinco? No. L'unica cosa positiva è avere più tempo per Zenga. Quello sicuramente. Quello sicuramente. Io non fumo e ho amici che fumano, o no. Seguo te ma non fumo, non cambia un cazzo. Ma infatti, cioè, io non so quanto vedere una persona che fumi possa incentivare un'altra al fumare. Cioè, nel senso, non è un mio problema. Ok? Per come la vedo io. Se uno vuole fumare, fuma. Se uno non vuole fumare, non fuma. Quel ritratto alla tua destra l'hai fatto te? No, quel ritratto alla mia destra l'ha fatto... No, no, cioè, questa è una foto di io quando avevo 4 anni, mentre questo l'ha fatto la mia ragazza. Che ne pensi del 4-3 del ninja regista? Che il ninja, secondo me, il regista è una stronzata. Il ninja regista è una grandissima stronzata, ma grande proprio. Ciao Argo, sì, praticamente sì. Dani, capisco, però evita, eh. Mo per stavolta passi, Dani, però la prossima te devo, te devo mutare temporaneamente. No, ma per carità, puoi pure dire che sei incazzato, ma le bestemmie evita. Se puoi evitare quelle, evitale. Ma non è che devi togliere mi piace, puoi pure toglierlo e rimanere. Fai quello che cazzo ti pare, ma se devi bestemmiare, non bestemmia. Quello, semplice. Non è per cattiveria, si tratta di rispetto altrui. Io so il primo a non crederci, però non si sa mai che c'è sta qualcuno che ci crede e si può offendere. Oh, è quello il fatto. Poi puoi dire tutto quello che ti pare, però la bestemmia evitiamola. Zenga passerà alla storia come l'unico allenatore della storia del Cagliari mai andato in panchina? Probabile. Aspetta, c'è stata l'amichevole con l'Olbia, però, eh. C'è da dire questo. C'è la partita con l'Olbia. Tanto ragazzi, scusate un attimo, mando un messaggio a un mio amico.
Il polacco è pronto, secondo me sì. Secondo me sì, anche perché non se ne può più con Klavan e Pisacane. Non se ne può più. Con la spalla chi come seconda punta? Regà, se giocherà il 3 aprile, mo. E non è nemmeno detto che se giochi. Quindi non ne ho minimamente idea. Ciao Dani. Quindi, ma sì, non saprei che dite. Non saprei veramente che dite. Ciao Roberto, quando ne pensi di convocare qualche primavera? Mi farebbe molto piacere vedere qualche primavera. A Convoca sono già stati convocati prima, a partire da Ciocci, se non mi sbaglio anche Lombardi, qualche panchina se l'è fatta, però mi piacerebbe vederli giocare. Hai trodiato? Che vuol dire? Che vuol dire trodiato? Voce del verbo trodiare. Che vuol dire? Ah, scorreggiato. No, non ho scorreggiato, è la sedia che fa rumore. Fidatevi, l'avrei detto se avessi scureggiato. Vado molto fiero dei miei peti. Però no, non ho scorreggiato in questo frangente. Va. È inutile che noi giovani giustamente ci muoviamo solo se strettamente necessario, se no rimaniamo in casa. E poi fanno il mercato con gente che si sputa addosso, la polizia ferma le auto. Purtroppo che tocca fa? È così. Raga, è così. Tanto una cosa fatta bene in Italia non ci sta. Una cosa fatta bene, ovviamente. È una nostra proprio caratteristica. Ma sì, posso permettermi di farti una domanda? Mi concedi di farti una domanda? Fammi mettere il modo qua. Attendo una tua risposta, Massi. Non risponde più. Ah, ok. Ti volevo chiedere, mm, tu sei, non so se sei iscritto al mio canale, presumo di sì. Tu mi segui principalmente perché parlo del Cagliari?
So che la risposta potrà essere ovviamente scontata, però sì, ok, perfetto. Allora, se è questo caso, cioè, se in questo caso te lo dico con tutto il cuore, ma lo dico a te, e lo dico anche a chiunque fa la tua stessa cosa, se mi seguite soltanto perché parlo del Cagliari, potete tranquillamente disiscrivervi. Assolutamente. Per il semplice motivo che non mi piace essere considerata la puttana del Cagliari, nel senso che io sto qui e devo parlare solo e soltanto del Cagliari. No, proprio no. Assolutamente no. Perché se sto a parlare di una cosa e tu mi chiedi costantemente cose del Cagliari, mi fai capire che a te della mia persona non te ne frega un cazzo. No, non so esagerato, è la mia maniera di vedere YouTube, che purtroppo è diversa da quella di tutti praticamente. Quindi, se non ti interessa la mia persona, è meglio che non rimani. È meglio che non rimani. Per il semplice fatto che adesso, sapendo questa cosa, io non posso più avere lo stesso occhio di riguardo che avevo con te prima, perché ho capito il motivo per cui mi segui. E non è perché trovi interessante la persona che c'è dietro a quello che fai video, ma perché vuoi sentire parlare di Cagliari. E a me questa cosa non piace. Non è che la penso, io la vivo proprio così, quindi mm, è meglio che ti disiscrivi. Lo dico per tutti e due, veramente. Capisco io, tranquillo, tranquillo che capisco io. E io ti ringrazio, però fidati, è meglio che ti disiscrivi. Te lo dico col cuore, veramente. Il problema sta proprio riassunto nell'ultima frase che tu hai detto. A me piace ascoltarti quando parli di Cagliari, ma io sono una persona che oltre al Cagliari ha tantissimi altri interessi e a me parlare sempre del Cagliari non piace. Mi piace parlare del Cagliari, ma non costantemente. Mi piace rispondere alle domande sul Cagliari, ma non ogni secondo. Non ti ho frainteso, Massimiliano, perché anche prima, quando io stavo parlando di altro, tu te ne uscivi costantemente con una domanda sul Cagliari, come se non ti fosse venuto in mente che magari in quel momento non mi andava di parlare di Cagliari, perché il fatto che io faccio video sul Cagliari non impone il fatto che debba parlare solo e soltanto di Cagliari. E quindi hai preferito continuare a fare domande sul Cagliari senza proseguire l'argomento di cui in realtà stavamo parlando, il che denota che in realtà di me non te ne frega un cazzo, come è giusto che sia, non dico che sia sbagliato, ma che ti interessa soltanto parlare del Cagliari. Quindi, se è questo quello che stai cercando, mi dispiace, ma non sono io la persona più adatta. Non sono io. Ce ne sono tantissimi altri, ci sono anche tantissime testate giornalistiche, vari forum in cui è possibile parlare H24 del Cagliari. A me parlare H24 del Cagliari rompe i coglioni, veramente. Perché ok essere un tifoso, ma non esiste soltanto quello nella vita. A me piace quando, magari anche in maniera falsa,
quindi anche una sorta di illusione. Però mi piace quando le persone si interessano anche soltanto vagamente a quella che è la mia persona. Non è detto, appunto, che lo dobbiate fare tutti. Infatti io per questo sto dicendo, se siete qui per seguirmi soltanto perché parlo del Cagliari, potete tranquillamente disiscrivervi, perché sinceramente non mi piace fare YouTube così. Che niente. No, Massimiliano, è il concetto di base che forse non riesci a capire, nel senso, io non sono una macchina, perché non lo sono, e quando faccio una live, è bello vedere quando la gente arriva e dialoga con te, ma dall'altra parte è brutto perché vedo che sono una macchina del Cagliari. Perché anche se si sta parlando d'altro, 7 commenti su 10 mi fanno delle domande sul Cagliari. Il che mi fa capire che di per sé alle persone non frega un cazzo di quello che è la persona dietro, ma gli interessa soltanto quello che fa, cioè parlare del Cagliari. Questo perché magari siamo pochi su YouTube. Però a me questa cosa non piace per niente. Quindi chiedo gentilmente a chiunque stia qui soltanto perché parlo del Cagliari di disiscriversi. Assolutamente, ma proprio non è che lo dico in tono incazzato, arrabbiato, alterato o cose del genere. Assolutamente no, anzi lo dico proprio con tutta la felicità del mondo. Veramente. Perché non è quello che voglio fare io, qui probabilmente rimarreste delusi voi, e quindi rimanendo delusi voi, non avete trovato lo youtuber che fa apposta per voi. Semplice, molto fattuale come cosa. No, non mi sono incazzato, Christian, assolutamente. Le live sono i generi di video che preferire perché parliamo noi con te anche di altro e mi diverte proprio parlare con una specie di faccia a faccia. Assolutamente, a me piace tanto, piace la live proprio per questo. Stai valutando di bloccare e segnalare Massimiliano? Assolutamente no, non lo blocco e né lo segnalo perché comunque si è sempre comportato in maniera rispettosa. Però ripeto, è che andiamo su due linee parallele, semplicemente quello. Quindi non è possibile un punto d'incontro. Io non sono quello che fa per lui e lui non è quello che fa per me, è semplicemente questo. Ma lo so, Thomas, a me piace questo, però ripeto, non, non è un tipo di pubblico che sinceramente mi piace avere. Io mo non dico che tanto tutti quelli che mi seguono sono interessati alla mia persona, perché sicuramente a tre quarti non gliene sbatte una minchia. Non gliene sbatte una minchia di quello che sono io o di quello che faccio. Però a me piace pensare che la gente che rimane è così. Quindi sei troppo manicheo? Manicheo che vuol dire? Ciao Cisio, volevo solo evidenziare che Miro e Massi stanno parlando tra di loro, ma non del Cagliari. Soprattutto questo periodo non mi sembra il caso di parlare di calcio. A prescindere da questo capisco cosa intende Miro e gli rende onore esprimere i suoi pensieri con sincerità. Guardate, regà, da me l'unica cosa che non mancherà mai è la sincerità, nel bene o nel male, eh. Ripeto, nel bene o nel male. Però sinceramente a me queste cose non mi sono mai andate a genio.
Io ti trovo divertente ed interessante, mi dispiace molto per la tua posizione netta e categorica. Purtroppo sono molto quadrato su queste cose. Sono veramente molto quadrato e non riesco ad avere zone grigie, diciamo. Quindi mi dispiace. Non lo dico con cattiveria nei tuoi confronti, ovviamente, Massimiliano. Spero che tu lo capisca. Però il fatto è che come linee di pensiero siamo veramente due rette parallele. Quindi non c'è possibilità di andare in un'unica direzione insieme, diciamo. Si vede che hai il sangue sardo e io ti seguo soprattutto per la persona. E io ti ringrazio, Daniele. Ti ringrazio. Spero che sia vero, perché ovviamente non ho la possibilità di sapere se sia vero o no. Però io mi auguro che la maggior parte delle persone mi segua per la persona che sono e non perché faccio video sul Cagliari. Che magari fare video sul Cagliari può essere un'aggiunta, ma che non mi segua soltanto per quello. Ecco. No, Cristian, tanto tra poco chiudo la live, quindi lo so, Cristian, che comunque a te interessa la persona, a te lo so. Infatti vedo che molto spesso fai domande, quindi a me sta cosa mi piace. E a te l'ho capito che ti interessa la persona e di questo sono contento. Ma Giorgio, puoi anche dire che mi segui per la persona. Io non lo potrò mai sapere effettivamente. Posso farmi un'idea, ma non lo potrò mai sapere precisamente. Quindi il problema non è mio. Il problema è perché? Dove devi andare? Io non lo so ancora per quanto ce n'ho ancora. Penso una ventina di minuti. Ciao Candy. E per quale motivo ti seguiamo allora? Non lo so. Io non lo so per quale motivo mi seguite. Può essere che mi seguite perché parlo del Cagliari, come può essere che mi seguite perché vi interessa la mia persona, come può essere che mi seguite soltanto perché ve va e ve sto simpatici. Non lo so, però ripeto, a me non mi piace avere persone che mi seguono soltanto perché parlo del Cagliari. Sicuro, Daniele, sicuro. Non lo conosce Argo, non lo conosce, è romana. Esatto, non c'è solo il Cagliari. E limitare una persona soltanto alla squadra che tifa mi sembra anche sbagliato. Io credo che ti segua anche perché si interessa per la tua opinione e le tue idee su certe cose. Forse era solo annoiato dal discorso coronavirus. Ma non lo metto in dubbio, Cisio, però a quel punto preferisco che te ne vai. Abbandoni la live. Nessun tipo di problema. Però secondo me interrompere un discorso facendo domande
nemmeno fosse la prima volta, era recidiva la cosa, cioè non è che l'ha fatto una volta sola, però cambiare argomento per delle domande sul Cagliari, ripeto, non mi piace, non mi piace. Cosa c'è di male? Abbiamo in comune la passione rosso-blu. So che non ti convinco, ma infatti non mi hai convinto. Magari ai tuoi occhi non c'è nulla di male, ma per me è tutto sbagliato. Per me questo è veramente tutto sbagliato. Perché YouTube io lo intendo veramente in una maniera completamente diversa al 99% delle persone che fanno video. E non voglio peccate presunzione, assolutamente. Però secondo me è un dato di fatto. Lo vivo in una maniera totalmente diversa. Ma sì, non è tanto non è tanto per il chiedere scusa, ok? Puoi pure chiedermi scusa, non c'è un problema, io non è che ti banno o faccio cose del genere, perché comunque, ripeto, ti sei comportato in maniera rispettosa. È una cosa mia, è una cosa soltanto mia. Beh, però se uno youtuber fa determinati video monotematici non c'è nulla di offensivo se lo si segue per il personaggio e non per la persona. Ma assolutamente non sto mettendo in dubbio questo argo, però sto dicendo se le persone mi seguono soltanto perché parlo del Cagliari, possono tranquillamente disiscriversi. Semplicemente questo. Non è un tipo di pubblico che sinceramente mi piace avere e probabilmente non sono lo youtuber che fa per voi, se è questo quello che cercate. Semplicemente questo. Poi non è che voglio aprire una guerra mo per questa cosa, eh. È sinceramente solo una riflessione mia, tutto qui. Tanto andare. Fracicato tutto. Ti ringrazio, Davi, ti ringrazio di questo. Intanto ciao Giovanni. Ok, però a parte le live dove parli d'altro, i tuoi video sono solo sul Cagliari. Ma penso che nella vita di tutti esista anche altro che riguardi il Cagliari. Non esiste solo e soltanto il Cagliari. Comunque quando passerai questa selezione la mia attività dipenderà dal volo. Mi farebbe piacere portarti alla Sardegna Arena se vuoi. Partiamo assieme da Civitavecchia in compagnia di tante Cnusa. Tranquillo Daniele, non ti preoccupare. Ti ringrazio per l'invito, ma non ti preoccupare. Se per te va bene, continuo a seguirti cercando di stare attento alle live per evitare equivoci. Ma non è il tanto di evitare equivoci, ma sì, nel senso, cioè, secondo me ormai la cosa è andata. Nel senso, non saprei nemmeno come spiegare, perché è una cosa prettamente mia. È una cosa prettamente mia. Certo, mi hai ragione, ma allora perché fai video solo sul Cagliari? Perché nelle live riesco ad essere più me stesso, quindi riesco a parlare con disinvoltura anche di altri argomenti.
Fare i video l'ho sempre voluto fare, ma non l'ho mai fatto perché penso di dare fiato alla bocca, senza senso. Mentre se sono l'argomento che non sia il Cagliari. Semplicemente questo. Semplicemente questo. Non sai quante volte ho avuto l'idea di magari parlare di un'altra cosa, di aprire anche un secondo canale, magari di non farlo sul primo, però non l'ho mai fatto. Non l'ho mai fatto. E questo da una parte è stato un errore mio, effettivamente, perché ho cementificato il fatto di essere un canale che parla soltanto del Cagliari. Però non mi piace l'idea, ecco, che le persone pensino che debba parlare soltanto del Cagliari, solo perché faccio video del Cagliari, ok? È quello il fatto. Nel senso, sono una persona, sono un cristiano come voi, vivo una vita come voi e non sono uno youtuber. Infatti io nelle live ho parlato con te di musica e hip hop in particolare, però se uno non segue le live, come fa a conoscerti? Pure te c'hai ragione, però c'è anche da dire che le mie live poi rimangono pubbliche. Non sono recuperabili da tutti. Vedete? Cioè, io è questo che intendo. Mauro, non me ne voglia, però te devo prendere come esempio, ha postato 2 volte lo stesso commento. Mo, se a me non mannava di parlare de Zenga, che devo fa? Per carità, a me mi fa piacere che la gente voglia sapere quello che penso io su Zenga o sul Cagliari in generale, però mi dà fastidio che mi si chieda soltanto quello, semplicemente questo. Sarà un discorso da bambini, sarà un discorso, non lo so, sensato solo per la mia mente, però non riesco a viverla in maniera diversa, non ci riesco. Ma una nuova stagione Way con allenatori come la vedresti? Guardate, Way, la terza stagione di Way era in procinto di arrivare, però è stata cancellata. Way è stato totalmente cancellato, non uscirà più, perché non mi diverte più farlo. Non mi diverte più farlo, decisamente no. È veramente molto impegnativo. Poi ho avuto un intoppo con il fatto che mi si sia rotta la videocamera e quindi non registrare Way con il solo iPod è veramente complicato, anche perché poi non riuscirei ad editarlo dato che il formato il computer non lo legge. È un casino. È un casino e quindi Way è totalmente bloccato. Finito. Anzi, non so dove ce l'ho. Eccolo. Questo era il foglio con tutte le stagioni già scritte di Way, con i nomi. Vedete, sono 13 stagioni. Erano già scritte tutte. La seconda, vabbè, l'ho fatta. La terza avevo scritto praticamente i primi 3 copioni, quindi Fossati, Pani e Ibrahimi. Però non hanno visto la luce, li ho scritti, calcolate, a settembre. A settembre ero già pronto praticamente per tutto, però si è rotta la videocamera, essendosi rotta non ho potuto registrare e sinceramente adesso ho perso anche la voglia di farli. Quindi Way, per quanto fosse bella,
non vedrà più luce. Ciao Massi, alla prossima. Una domanda: in futuro farai un altro fact time dove chiediamo domande di qualsiasi argomento? Mi piacerebbe farne, ma non so quante domande mi verrebbero fatte che non siano extracalcistiche. Perché a questo punto comincio a sospettare che di domande extracalcio non ne arriverebbe nemmeno una. O almeno ne arriverebbero veramente poche. Non quante mi piacerebbe portare, perché portare un fact time sul calcio in generale, sinceramente non sono nemmeno tanto informato da poter parlare delle altre squadre, quindi parlare solo di calcio non me va, non me va. Ho detto, io intendo YouTube in una maniera completamente diversa da quella che intendono la maggior parte delle persone. Sarà un pregio, un difetto, non lo so. Comunque intanto Sassuolo Brescia ancora stanno solo 0-0, Adesso ti faccio una domanda di cui mi interessa la tua opinione. Cosa pensi delle rivolte carcerarie? Sei favorevole dell'amnistia, cioè far uscire almeno alcuni carcerati con pene lievi? Io sì. Secondo me chi attualmente è in carcere ha delle pene minori, dato che la situazione è grave, sinceramente sì. Magari una sorta di, come si chiama? Quando comunque devi andare, no, che devi andare a firmare. Arresto domiciliare, ecco. Magari farli stare in arresto domiciliare, quello sì. Però a chi ha reati con reati minori, ecco. Farli stare in arresto domiciliare, anche perché se il virus si diffonde in una prigione è finita, è veramente finita. È grave la cosa, è veramente grave. Che ore sono? Oh, sono le 7 meno 10. Vabbè, raga, vado che sta live non pensavo durasse così tanto. Porca troia. Un'ora e mezza di live, infatti. Allora, vi saluto, vi ringrazio per avermi fatto compagnia per quest'ora e mezza e probabilmente domani ci vediamo con un'altra live. Non lo so, staremo a vedere. Iran e Cina hanno liberato molti detenuti per gestire meglio la situazione, ma qui non c'è traccia. Come ho già detto prima, all'Italia fare le cose fatte bene non piace, quindi non c'è da stupirsi. Ringrazio tutti quelli che hanno partecipato a questa live, mi mando un bacio, mi raccomando, occhio, e ci vediamo forse domani o forse dopodomani, non lo so. Ciao raga, bella.